Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Bentrovati, veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo martedì 28 luglio. Partiamo oltreoceano, Standard & Poor's, percentuale positiva dello 0,33%, una quota punti di 7.438, 52.793 per Dow Jones con 1,13%, Nasdaq percentuale rossa meno 1,24%, quota di 27.691. 2.951,15, Russell 2011 la percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità 18,10. Parentesi sul valutario: dollaro 101,3, euro dollaro 1,13, sterlina dollaro 1,33. E ancora spostiamoci, vediamo le materie prime. Partiamo dall'oro, al momento non cresce, meno 1,12%, 4.034 dollari all'oncia, 79 i dollari al barile per il petrolio. Per i titoli di Stato vediamo BTP Bund 80,880, parentesi come di consueto sulle criptovalute, Bitcoin 63.630 dollari, 1.909 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17:31 chiuse quindi le contrattazioni in Piazza Affari da un minuto. Partiamo proprio dall'indice di casa nostra, che è l'unico dell'Eurozona di quelli che vi racconto che chiude in rosso con un meno 0,58%, una quota punti di 51.754. 8.463 la quota di chiusura per il mercato francese, 0,68 la percentuale per CAC 40, 0,05 il mercato spagnolo, 19.752 la quota punti per IBEX 35, 25.492 per il DAX, 0,52 il mercato tedesco, 0,90% il mercato inglese, UK 100 10.878. Infine vediamo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi anche una percezione rispetto all'andamento di giornata. Ci dice questo: 6.293 la quota punti, 0,19 la percentuale. E questi gli ultimi aggiornamenti. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura